Nessuno se l'aspettava e d'altro canto le previsioni erano tutt'altro che incoraggianti. Il sole ha preso davvero tutti in controtempo. Strade deserte, hotel chiusi, centri vuoti e spiagge ancora da preparare. Beh, sono ancora un po' indietro con i lavori, quindi non si può ancora dire, però bene direi. Come a Bibbione, dove all'ingresso della località balneare campeggia il poster della squadra amatoriale di calcio, che ha conseguito 3 promozioni consecutive. In riva al mare, però, si pensa ad altro. Si pensa soprattutto al relax e alla tintarella. 3 giorni con oggi. E così abbronzato. Sì. Vengo dall'Italia meridionale io, per questo. Avete già fatto il bagno? No, oggi no, non ancora, però gli altri giorni sì. Bibbione, la cui mascotte è un granchio sorridente, è la seconda spiaggia nazionale per numero di presenze, quasi 6 milioni all'anno, la maggior parte dei quali stranieri. Bella Italia, bella Bibbione, bellissimo. I turisti apprezzano ed apprezzano soprattutto un sabato di sole senza code e senza ressa. Tutto in un silenzio che non può non apparire surreale se si pensa che siamo già al primo weekend di maggio. Con la Pasqua che è caduta bassa dovrebbe essere già iniziata la stagione, e invece ancora no.